Nella giornata di ieri al porticciolo di Portopalo a Menfi è stato fatto il punto sulla campagna di raccolta di rifiuti in mare effettuata dalla Confcooperative Federagri-Pesca, un'iniziativa che ha coinvolto anche il comparto pesca di Porto Empedocle e di Sciacca, un progetto che nell'ambito delle risorse assegnate nel POFEMP 1420 prevede da parte dei pescatori delle tre città, con la collaborazione di associazioni varie, una campagna di raccolta e rimozione dei rifiuti in mare, una contestuale campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema della protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili. A Portopalo di Menfi, grazie all'associazione Full Immersion, guidata da Santo Tirnetta, sono stati recuperati rifiuti ingombranti, attrezzatura da pesca abbandonata dai fondali dell'area del porto. Il progetto si concluderà nei prossimi giorni. Ieri sul molo di Portopalo anche il vice sindaco Sandro Laplaca, il funzionario del Dipartimento regionale della pesca Franco Gagliano e il rappresentante di Confcooperative Agripesca Francesco Catanzaro. I dati definitivi saranno resi noti nel corso di 3 iniziative che si terranno il 12 agosto a Sciacca, il 13 agosto a Porto Empedocle e il 18 a Portopalo di Menfi.